Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Questa sera Elisa salirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo dopo 21 anni d'assenza dal Festival della canzone italiana. Un momento molto atteso a Monfalcone, sua città natale, dove tantissimi la seguiranno in diretta TV e faranno il tifo per lei. Forza Elisa, vai e colpisci! Arriverà bene, penso di sì, penso proprio di sì. La voce c'è, il carisma c'è tutto, la simpatia c'è. Forza! Ho seguito il festival, è simpatico, non sono preparato per tutte le canzoni, per le musiche, anche data l'età, ma le capisco perché c'è il futuro dei giovani. Elisa mi piace. Guarderà il festival? Certamente, sono andato per guardare lei. Io spero che abbia un buon risultato. Io penso che canterà bene, come il suo solito. Io sono felice di vederla lì allo spettacolo e farà sicuramente un buon risultato, sicuramente. Io le faccio un grosso in bocca al lupo e spero appunto possa, magari se non vincere, comunque fare una bella figura, perché comunque se lo merita, è una grande professionista e quindi tifiamo per lei. Sì, se c'è Elisa seguiremo il festival sicuramente. È un orgoglio per il posto, naturalmente. Sono un suo ammiratore, ho sempre seguito le sue canzoni e sono anche orgoglioso del fatto di aver abitato a lungo in via Romana di Monfalcone, dove lei abitava con la mamma. Ma io penso che ci siano sempre delle sorprese in agguato. Potrebbe anche vincere. Ma io tifo ovviamente per la nostra concittadina Elisa perché io l'adoro, penso un po' tutti i miei amici uguale, anche perché è una persona molto umile e semplice, ci piace molto, è vicina anche a tante situazioni anche difficili, quindi è molto umana. Ecco.